consecutiva dopo Derby e Napoli. Buon recupero di Barreto, palla buona per Castro Ramirez, Duvan Zapata col mancino alto. 3 minuti e 20 solo Samp, senza occasioni pericolose. In questo caso di Perisic oppure anche di Icardi e Candreva sono fondamentali. Attenzione, Candreva prova il destro e c'è anche l'occasione dell'Inter. C'era un doppio di marcatura di Barreto, ancora Perisic che cerca il fondo, palla in mezzo, il piazzato di D'Ambrosio che va un passo dall'1-0. Perisic è un giocatore straordinario. Perisic dall'altra parte, ancora Candreva, Pugioni, Barreto. Proteggere il portiere. Al posto giusto, Candreva, la battuta di questo calcio d'angolo, pallone che filtra, Pugioni anticipato, Skriniar, gol dell'ex. Posizione segnalata regolare, l'uscita di Pugioni, occhio al piazzato, prova a tornare Pugioni, palo! Incredibile, Perisic, palo! Borja Valero alla caccia del pallone, altro appoggio verso Nagatomo, pressi di Barreto, Nagatomo, Pugioni, la battuta di Candreva in mezzo, colpo di testa e ancora Pugioni che salva il Doria. D'Ambrosio col velo, Vesino in mezzo, colpo di testa di Silvestre, Icardi, 2-0, un Inter da sogno in questi minuti. Poi può dire, ma ancora una volta da dove parte? Cambio di gioco perfetto per Candreva, ovviamente 3 contro 1, finta di D'Ambrosio, la palla dentro. Palla in mezzo, palo clamoroso, poi Duvan Zapata che allontana Icardi a un passo dal 3-0. Dal punto di vista della geometria, palla verticale per Perisic, dentro Icardi, 3-0 Inter, si volta a guardare l'assistente, posizione regolare, 3-0. Frari prova ancora, diventa buona per Quagliarella che va col destro, conclusione alta, quantomeno ci prova Quagliarella. Dare. C'è Candreva dall'altra parte, il tocco per Perisic, ancora possesso per la Samp con Quagliarella, pallone morbido in mezzo a cercare il 3-1, eccolo qui il gol di Kownacki che trova una rete molto bella. È giusto per Caprari che si stacca sempre, retrocede la difesa, taglio perfetto di Quagliarella che da quella posizione di sotto. Insiste ancora la Samp che prova a chiudere in avanti questo match, Pratt pensa al cross, palla dentro, colpo di testa, 3-2, poi Quagliarella e Andanovic si scontrano, Quagliarella prende il giallo.